Quindi lei dice sarebbe a favore di un centro di accoglienza regionale qui vicino a casa sua? Oddio, qua è difficile rispondere, ma momentaneamente dargli una mano trovo una cosa giusta. Mentre il prefetto Morcone sembra fare un passo indietro sull'hub regionale a Casier, la caserma Serena dice si farà solo se i sindaci saranno d'accordo, ecco che comincia a prendere corpo in queste ore l'idea della dichiarazione dello stato di emergenza. Formula giuridica territoriale sull'accoglienza a cui potrebbero farvi ricorso o la Regione o il Ministero dell'Interno e che prevede la distribuzione dei migranti per numero di abitanti, con ad esempio l'ospitalità di un profugo ogni 1000 residenti. Strumento giuridico di fronte al quale i sindaci non possono assolutamente opporsi, ma tutto resta ancora nebuloso a livello di ipotesi. Giovedì chiarimenti con l'incontro a Treviso con il capo dipartimento dell'immigrazione al Ministero. E quindi da lui cerchiamo di avere delle risposte tranquillizzanti per cercare di organizzare nel modo migliore questa accoglienza. Purtroppo nei fatti questa accoglienza è un po' emergenziale, c'è bisogno di strutture adeguate e rimango delle linee che anche con altri sindaci del PD abbiamo espresso che sia importante un'accoglienza più diffusa nel territorio evitando centri di aggregazione con troppe persone. Domani incontro tra Manilda e la collega di Casier, Giuriati, per fare il punto. Nel frattempo i residenti di via Zermanese denunciano il problema nel problema, con il covo di pusher e prostituzione nel cantiere delle case abbandonate da anni e che si trovano proprio di fronte alla caserma. C'è il problema proprio di questi tossici, questa prostituzione in un quartiere tranquillo. Poi ci arrivano poveri, sti immigrati tra virgolette, e noi ci sentiamo noi immigrati. Non loro, siamo noi gli immigrati. Dobbiamo un po' tutti fare un respiro profondo e cercare di affrontare questo tema in modo serio e pretendere che ognuno ad ogni livello faccia la propria parte.